Euroregione News. Grande jazz tra Lubiana e Trieste. Il Festival Lubiana Jazz e Trieste Love Jazz uniscono le forze e insieme promuovono le proprie proposte, una reciprocità transfrontaliera che vede unire i due territori di confine nel nome della cultura ed in particolare della musica jazz. Nomi di rilievo internazionale arricchiscono il calendario di Lubiana Jazz e cresce l'attesa per il nuovo programma di Trieste Love Jazz. E parliamo di Lubiana, la 55esima edizione del Lubiana Jazz Festival centra il programma su due temi, il pianoforte e il jazz norvegese. Il pianoforte, assieme alla tromba, ha avuto recentemente un'evoluzione importante dopo un periodo di stagnazione. Negli ultimi decenni pochi sono stati dei veri innovatori. Il Festival di Lubiana presenta uno dei più brillanti musicisti del jazz europeo dalla metà degli anni 60, il genio tedesco Joachim Kuhn, che compie 70 anni proprio quest'anno. Per molti anni il jazz norvegese è stato considerato come il suono dei ghiacciai. Attualmente quello norvegese è forse il più intenso e vitale new jazz in Europa e tra i più interessanti della scena musicale mondiale. Lubiana Jazz presenta un'ampia gamma stilistica e la forza espressiva del jazz norvegese, dai ruggenti campioni della psichedelia jazz, Jaga Jazzist, guidati dal trombettista Mattias Eich, al trio poetico In the Country to Cortex. Il Festival Lubiana Jazz si concluderà con la superba Canadian Soul Jazz Orchestra, i cui concerti e le carismatiche apparizioni nei club hanno conquistato tutto il mondo. Avete ascoltato Euroregione News.